Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo molto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 3 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica che influenzerà un po' tutta Italia. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Migliorerà in nottata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi. Massime oscillanti invece tra 16 e 20 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche la nostra regione sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, tuttavia alternate a pause più asciutte e anche piuttosto soleggiate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità. Entro la serata migliorerà ovunque. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime comprese invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!